straordinario fenomeno verificatosi intorno alla statua di San Michele Arcangelo. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno che, come potete vedere nell'immagine, ha interessato la statua di San Michele Arcangelo. Questa statua che vedete si trova collocata in Trentino e come vedete, ecco, intorno ad essa sono formate praticamente delle luci che hanno circondato la statua in tutta la sua interezza, e come se fosse una specie di arcobaleno, diciamo così, quasi a 360 gradi. Insomma, questo è un fenomeno che dà comunque da pensare. Sicuramente non è considerato una semplice coincidenza, no? Un semplice fenomeno atmosferico, perché al suo centro si trova proprio la statua di San Michele Arcangelo. Riguardo a San Michele Arcangelo, alla grotta in cui egli è apparso in Puglia, dove ricordo Padre Pio, quando era nell'impossibilità di poter scacciare dei demoni perché erano troppo forti, Padre Pio diceva: non li portate da me, andate alla grotta di San Michele Arcangelo e fategli toccare con la mano l'altare. Ecco, sono venuta a conoscenza che purtroppo adesso sì, si può entrare nella grotta di San Michele Arcangelo in Puglia, chiaramente si può assistere alle sante messe, però ai fedeli non è più concesso di toccare con la mano l'altare. Viene fatta, per chi lo richiede, da un sacerdote sul posto, che è un sacerdote esorcista, o da un sacerdote anche semplice, dipende da chi c'è in quel momento. Viene fatta una benedizione a chi ne fa richiesta all'interno della grotta, e perché già il fatto che all'interno della grotta sia apparso San Michele Arcangelo rende quel luogo molto potente contro le forze del male. Vi racconto un aneddoto per farvi capire qual è la potenza che si sprigiona all'interno della grotta di San Michele Arcangelo. Di recente delle persone che conosco si sono recate in quella grotta. Sono persone che in genere non frequentano la messa, quindi non si accostano ai sacramenti, non si accostano alla Santa Comunione, e praticamente sono entrate in quella grotta, hanno ricevuto la benedizione di un sacerdote esorcista, e appena sono uscite da quella grotta hanno incominciato a manifestare i fenomeni di grave disagio fisico, quindi con problemi di pancia, vomito veramente molto forte, e malesseri che si sono perpetrati anche nei giorni successivi. E le persone che ripeto, si trattava di persone che erano lontane dalla fede e dalla frequentazione della messa, eccetera eccetera, per fenomeni che in qualche modo denotavano da parte di questa persona. Chiaramente, se hanno reagito in questo modo, è evidente che in loro c'era questi segni appunto di vomito, di grande urgenza, di problemi di pancia. Sono i segni chiaramente di un disagio interiore, no? Perché là dentro loro sono stati purificati e liberati dalle forze del male. Solo che poi queste persone avevano avuto questa stessa reazione un giorno in cui avevano fatto anche un'adorazione eucaristica e assistito durante l'adorazione a una preghiera di guarigione e di liberazione, e nei giorni successivi si sono sentite male, sempre manifestando gli stessi sintomi, vomito e problemi di pancia, no? Perché chiaramente si è la purificazione dalle forze del male, che sono sempre le forze del male, insomma, che
tentano sempre di tenere lontane le persone dalla Santa Messa, dai sacramenti e dalle adorazioni. È chiaro che a contatto con le forze soprannaturali e quindi col principe delle ministere celesti, San Michele Arcangelo, e con il Sacro Cuore di Gesù che viene adorato nel corso appunto dell'adorazione eucaristica, è chiaro che le forze del male si battono in ritirata, cioè come si posso dire, il corpo si spurga in questo processo di purificazione dalle forze del male. Quindi questa, già sappiamo insomma tutto della natura soprannaturale di San Michele Arcangelo e delle apparizioni in questa grotta che si trova appunto nel Gargano, non molto distante da San Giovanni Rotondo. Vi invito a partecipare il più possibile alle adorazioni eucaristiche, di portarci anche quelle persone, di convincere ad andarci anche quelle persone che sono un po' scettiche, dicono che non ne hanno bisogno, eccetera, eccetera, e di visitare il più possibile la grotta di San Michele Arcangelo, perché soprattutto in questi tempi dove il male sta spingendo molte persone a credere di poter fare a meno di Dio e sta facendo avere a molte persone degli atteggiamenti veramente non pacifici, diciamo così, di grande disagio interiore e di grande confusione, di grande fragilità. Ecco, sicuramente oltre chiaramente la medicina tradizionale, un percorso di cura da uno psicologo e dal medico curante, anche la visita in questi luoghi sacri come la grotta di San Michele Arcangelo e le adorazioni eucaristiche possono aiutare queste persone a ritrovare una serenità, un equilibrio e insomma, avere una rinascita un po' in qualche modo a 360 gradi. Bene, ecco, vi volevo dare questa informazione e grazie per il calore che mi dimostrate, per l'affetto che mi dimostrate, per le tante lettere che mi scrivete. Per me è un piacere rispondervi. Scusate se a volte lo faccio con un certo ritardo e niente, si sente al prossimo video. Vi auguro tante benedizioni da parte di San Michele Arcangelo ed una santa serata. A presto, cari.